Buone sere, ben chiatazza a Gnovis. No rivaran rinfuarci intes fuarcis dall'ordin per gestì i flus migratoris sulla rotte balcaniche. Ad Ilo all'estate il prefetto di Trieste ha annunziato vardè in un vertice des fuarcis di polizie per fare il pon sulla situazione migranti in Friuli, Vignesi e Giulie. I numeri, sapete, dal 2021 sono cresciuti dal 57%, intanto che sono triplicati quasi domente province di Trieste. Vardè alla confermace tanto anticipati in settimane passate dal sottosegretario al Ministero dell'Interni Venastai che ha ripian lis riammissions in Slovenia intanto che avvigneran rinfarciadis lis patulis mistis culis fuarcis dall'ordine di là dal confine. 5 attività de province di Udin sono state sanzionate dai carabinieri dal nucleo ispettorato dal lavoro per carenci sintes misure di sicurezza, in formazione o sui contratti dai lavoratori. Le aziende sanzionate sono 2 esercizi pubblici, una tappecciarie e 2 aziende agricole. Le multe imponute passano i 150.000 euro, caso particolare in un bar di Tavagnà. Dulac le 3 persone che lavoravano a ieri in tutti paiadi in neri. Queste attività, di là de sanzioni di 37.000 euro, e gli state anche sospendute. All'era è stato appena chiappato, tanto che dipendente dal titolare di un distributore di carburante a Udin, quando un uomo pakistan di 45 anni ha bottinato la cassa e il self-service, robando in tutto 1.400 euro di spindi in tune sale slot lidoglie. E proprio lì l'uomo è stato chiatato ciò, intanto che fastidiava altri clienti e al fumave dentro trascurando la improibizione. L'uomo è stato denunziato, intanto che al datore di lavoro e gli è stata tornata la par dal malchiolt che l'uomo non gli era arrivato anche mo a spindi. E fur pericol una giovane di 19 anni schiattata ai 3 di dicembre stat in overdose in un appartamento di Trieste. La fantata ieri stata soccorruta in condizioni disperate, stanche che ieri in stati necessari 45 minuti di rianimazione per stabilizzare prima di portarla in ospedale. L'azienda sanitaria universitaria a Sugia fa sapere con tune note che le condizioni sono in miglioramento. Un macchinari dentro le chiartere di San Juan di Duin alla chiappat fu incendianti il cuvier dall'impianto ad all'allarme a son stati stesso operari poco prima des nuove con sul puesto intervenuti gli guardis dal fug di Opicina, Monfalcone e Trieste. Dopo aver studiato il fug, i pompiers si sono mettuti al lavoro per verificare la presenza di sostanze nocivis, dispresonadis des flamis, prima di dare la via libera e riprese dai lavori. Per quasi 2 ore a intermittenze il centro di Udin è restato al scuro. Diverse semafori sono lati in tilt, di là di chiasi e attività commerciali senza corrente elettriche. A essi colpite è stata la zona di Placcialo Sof e vie Trep, chiappadis dentro vie Glemone e Place Libertà. E ieri stata a lungo cancelus anche la procura udinese. L'ultimo blackout si è registrato poco dopo le 1, dopo la situazione e è tornata a normalità. Il movimento politico storico dai cittadini si è crevato in 2. È nato ufficialmente il progetto Civic Friuli Vignesi e Giulie, di schiattenan una battaglia anche legale che si strissinerà fino alle elezioni prossime. Con la nascita di Civic Friuli Vignesi e Giulie, cittadini al vafur dal Consiglio regionale, stan che gli unici 2 esponenti, Simona Liguori e Tiziano Centis, sono confluiti in tal nuovo progetto, così tanto che l'unico sindaco eletto di cittadini, Alberto Bernava di San Vito al Tilimento.
A lei di 900.000 euro l'intervento programmato dal Comune di Udin al par dal Cormor. Il cantier che porterà all'impianto di nuovi sarbu e alla realizzazione di nuovi trois avvierà anche la costruzione di un par di 200 puesti auto. Sarà poi un sium. No, io in realtà, perché ho approvato come qui Besco vince a bilancio il progetto oltre che di fattibilità, per l'indevante un definitivo esecutivo, per fare 200 puesti, come sono circa 60 neanche, le richieste sono tantissime, perché le inte sono tante che va al Parco del Cormor per la fare le chiaminate, per la fare le passeggiate, per la cori, per fare tutto, e non puoi arrivare con le macchine e metti le macchine talmente strade, in bande, perdute, eccetera. E quindi noi abbiamo voglia di triplicare il numero lì. E lo faremo sicuramente come abbiamo il progetto è quasi completato, manca da un tocco, e quindi arriveremo a fare 200 puesti, e dopo finalmente le inte sarà contente e andrà al Parco del Cormor, che tra l'altro abbiamo tutti planti recentemente e anche due sentire news, e quindi sono veramente contento che lui ci domandi di queste robe. Ecco, io penso di arrivare in tempo a vonde breve a poter vedere chi 200 puesti. A Saranglia vadis lunis li stangis che assierin l'area in Vial de Vittoria adiacente al mur di Cente de Uccellis, sdrumà 2 anni sin da ora. Una grande sezione de clapigne aveva ceduto per via di infiltrazioni di aghe ploiane in plui pons. Di gnot dal 9 dicembre dal 2020 il mur di Pieris all'iere sdrumat, invadint anche la sede stradale, là che in quel momento non transitava nessuno. Il restauro di tutto il muro, di lungo 25 metri, alle costato più di 600.000 euro finanziati de Regione. Per queste sere alle 2, Gnovis al torne domani. Buone serate e mandi.